Buona giornata, seconda giornata per scoprire Grado e oggi abbiamo lasciato ombrellone e spiaggia perché siamo in una zona incantevole, pace e tranquillità. Buongiorno ad Antonella che ci ha accompagnato e che ci illustrerà un pochino questa oasi naturale, Antonella. Buongiorno, sì, siamo in un ambiente un po' diverso da quello che uno si aspetta parlando di Grado, di spiaggia e di località turistica estiva. Siamo all'interno di un'area, una riserva naturale, naturalistica, siamo nell'area della Foce dell'Isonzo, vicino c'è anche Valle Cavanata e dall'altra, alle nostre spalle, dall'altra parte dell'Isonzo, c'è l'isola della Cona, due aree di interesse elevato, soprattutto poi anche nei periodi primaverili, autunnali, quando è periodo di migrazione. Questo è un punto d'osservazione proprio di quello che è la natura locale, soprattutto anche le specie, uccelli e altri animali della... Qui ci si può arrivare anche con la bicicletta, con la pista ciclopedonale. È un percorso misto fra pista ciclabile, strade secondarie, accuratamente segnalate. Siamo nella direzione da Grado verso Monfalcone e qui siamo praticamente ai confini del comune, siamo nella parte estrema dopo Fossalon, che è la zona dell'entroterra gradese. Ecco. Qui in pratica l'Isonzo rientra. Qui siamo nel punto in cui l'Isonzo arriva e sfocia poi nel mare Adriatico, che è il punto davanti a noi. Noi da qui dove siamo abbiamo questa pace, questa tranquillità, come dicevo prima. Abbiamo Duino, Sistiana, Monfalcone alle nostre spalle, qui davanti Trieste, il Golfo di Trieste, e poi ci si spinge un attimo verso la Slovenia, insomma, quindi spaziamo. Certo, è una vista, nelle giornate limpide si vedono le Alpi. Nelle giornate limpide si vedono le Alpi, consigliamo, ma così brevemente, proprio di venirci magari settembre, ottobre. Sì, primavera e autunno. Primavera e autunno anche per evitare le zanzare, altrimenti sì, cospargetevi insomma degli appositi siamo in ambiente lagunare. Sì, vi consigliamo questo, però è molto bello. Allora noi adesso ci fermiamo per un attimino, suggerimenti pubblicitari, poi ci spostiamo perché c'è da vedere un bellissimo villaggio che mi dicevi 8 persone, 7 persone. Cos'è? Erano 15, erano molte di più una volta, poi sono diventate 15, adesso pare che i residenti siano una decina. Che bello, andiamo! Siamo davanti all'entrata della spiaggia e siamo davanti a Luciano, il noto ristorante. Buonasera Luciano. Tutto bene. Tutto bene? Non si può dire di no. No, bene. Non si può mai lamentarsi perché lavoro ce n'è. Insomma non possiamo dire. Questo è l'importante. Poi sì, lei ha un rapporto speciale con i suoi clienti. Ho visto che quando sono uscite io ho 60 anni che faccio il ristorante. Fragolino con i tedeschi, ecco, addirittura. Io offro anche il fragolino e offro anche le acciughe speciali che a Grado non le ha nessuno. Cosa si mangia di buono qui da Luciano? Pesce, tutto pesce. Che... Però dopo i miei figli sono bravi, fanno antipasti da sogno. Sono molto bravi, hanno passione nel lavoro. Quindi consigliamo antipasti e pesce. Dopo si può mangiare di tutto, però l'antipasto e il pesce è le cose più preferite. Com'è questa stagione, signor Luciano? Ma per me è sempre uguale. Sì, sempre uguale, non si sbaglia mai qua. L'importante è essere qua. Bene, grazie e buon lavoro. Grazie anche a voi. E siamo con la signora Daniela all'interno della sala pranzo dell'Eldorado. Buona giornata signora. Buongiorno. E allora che cosa proponete ai vostri clienti in questa nuova, diciamo, rinnovata stagione? Beh, intanto un'accoglienza direi vera, genuina, perché siamo insomma pronti ad accogliere i nostri ospiti come, diciamo, come se fossero a casa di amici.
quindi proponiamo insomma delle stanze comode, spaziose, pulite, con una pulizia impeccabile, e poi al mattino trovano una colazione ricchissima di prodotti locali. Sì. Puntiamo molto sulla qualità dei nostri prodotti del territorio qui della regione. Quindi abbiamo insomma il formaggio Montasio, che è un po' di tutto di San quello Daniele, sì, cose sì. A chilometro zero possiamo dire più che altro. Così, sì. E sarà una stagione, come è cominciata questa stagione? Beh, è cominciata chiaramente un po' a rilento, insomma, noi abbiamo aperto il 15 maggio e insomma è stata un po' rilento. Poi abbiamo avuto la fortuna di iniziare con le festività austriache, quindi con la Pentecoste e il Corpus Domini, e sì. E siamo partiti, diciamo l'ottimismo non ci manca e insomma. E questo è l'importante, signora. Io le auguro buon lavoro, naturalmente. Grazie. Buona stagione e grazie. Viva l'Eldorado, insomma l'Eldorado è d'oro. Sì, sicuramente, quindi... esatto. Grazie. Grazie. Allora, siamo all'interno dell'Address, si chiama così, e siamo con Sofì. Ciao Sofì. Ciao. Buona giornata, ben trovata qui. Grazie. Come mai questo nome particolare, questo Address? Beh, questo locale lo abbiamo comprato 5 anni fa, esisteva già comunque, l'abbiamo comprato 5 anni fa, poi abbiamo voluto dare un nome diverso. Un nome particolare. Un nome particolare. Poi eravamo in Francia e abbiamo mangiato un bellissimo ristorante che si chiama L'Adresse. Abbiamo pensato perché non gli diamo questo nome che significa l'indirizzo. E avete fatto bene. La gente come ha accettato, come ha preso questo locale? Beh, la gente all'inizio era curiosa a capire che significa il nome, poi piano piano insomma sono adatti i nostri clienti. È stato un anno un po' particolare, ne arriva un altro in cui vi vede lavorare parecchio, mi pare. Certo, ogni anno in più abbiamo clienti nuovi, esatto. Sofì, quali sono i piatti che ti senti di consigliare e che proponete qui all'Address? Beh, proponiamo il borretto gradese, che è un tipico piatto di grado. Poi abbiamo anche altri piatti a base di pesce. A base di pesce. Sì, sì. Bene, eccoci, stiamo sopraggiungendo in questo villaggio di cui parlavamo prima, dalla zona alta, da dove dominavamo questa zona faunistica. Bello comunque, sempre immersi nella natura, Antonella. Sì, è un'area molto particolare, molto suggestiva, poco conosciuta a dire il vero. Ci si raggiunge a piedi dopo una brevissima camminata lasciata la macchina, in un punto dove le acque dolci incontrano un po' il mare. Che bello, è proprio bello perché c'è una pace e una tranquillità di cui dicevamo. E poi vedete, abbiamo visto queste casette che sono tutte uguali, tutte fatte nella stessa maniera e così. Sì, esatto, il villaggio di Punta Sdobba è stato costituito negli anni 30 dopo le bonifiche dei territori di Fossalon. E si sono insediate all'epoca circa una trentina di famiglie, attualmente sono rimasti intorno alla decina più o meno. Perché qui, nonostante tutto, anche arrivando in questa zona, abbiamo fatto un tratto di strada dove la produzione agricola è sviluppata, altamente sviluppata. Sì, certo, tutta la zona dell'entroterra del comune gradese, quindi tutta la zona di Fossalon, di Boscat, limitrofi, sono aziende agricole con delle produzioni di orfrutta ed ortaggi di livello. Particolari. Di livello, che voi tra l'altro anche nel vostro ristorante utilizzate. E allora noi tra poco andremo proprio a scoprire anche queste produzioni, le troveremo, le vedremo e passiamo alla pubblicità.
Allora, è passato un anno e siamo ancora da Luis qui alle Cube. Bene, siamo contenti, abbiamo riaperto quest'anno con tanta novità, abbiamo aggiunto anche la pizza quest'anno, abbiamo fatto anche qualche miglioramento qua fuori sulla piazza, quindi siamo contenti, siamo carichi, penso che stiamo facendo bene, alla gente penso che le piace quello che facciamo, le mettiamo tutto il cuore come sempre. Continuiamo a lavorare sulla carne, no? Perché veramente siamo argentini e la carne l'abbiamo sul cuore, no? E abbiamo aggiunto anche la picanha quest'anno, altri tagli di carne, però più sempre facciamo il pesce. Ormai l'anno scorso abbiamo fatto la paella come un fuori menù, però adesso un piatto fisso. Va tantissimo, alla gente le piace con la sangria e si trova bene e fanno festa qua, sì, veramente sì. Allora, alle Cube con Luis noi ti ringraziamo e magari ci vediamo l'anno prossimo. Certamente, siamo qua sempre e li aspettiamo sempre. Grazie. Ok, grazie. Caldo, cercavamo un po' di refrigerio e siamo venuti al Timon. Buona serata Sara. Buonasera a voi. Allora, il Timon, è inutile chiederti, il timone. È il timone, ovviamente, della barca. Quindi voi pilotate, insomma. Noi l'abbiamo pilotata, la stiamo pilotando dal 2013, quindi è un'attività che è aperta da 8 anni. Questa è la 9ª stagione. E ci sta dando ogni anno sempre più soddisfazioni. Beh, questo è bello, Molto bello. Anche perché veniamo sì. da alcune annate che insomma E non sono state proprio delle migliori, però grazie a Dio la stagione è cominciata bene, sta andando bene, speriamo si prolunghi un po' di più. Ecco. Questo è una bella cosa, si prolunghi un po' di più. E al Timon che cosa offrite, che cosa potete dare? Allora, noi al Timon la nostra cucina è prettamente di pesce. Quando i nostri clienti arrivano solitamente consiglio sempre i nostri primi e la nostra frittura mista, che sono i nostri cavalli di battaglia sicuramente. Non facciamo piatti di crudità, però nei piatti mettiamo molto amore, la cucina è tradizionale comunque. Beh, è bella questa, mettete molto amore perché ci vuole anche quello, ci vuole la passione, l'amore e la voglia, sì. La voglia di proporre cose nuove. Quello no? proprio è il nostro input principale, quello che ci dà la spinta per andare avanti sempre, anche di migliorarci costantemente, di non stare mai fermi, ecco. E ogni anno cerchiamo di fare qualcosa di diverso. Ma sicuramente anche quest'anno sarà così, 2021-2022 al Timon Pizzeria e Trattoria. Grazie Sara. Sì, grazie mille a voi. Beh, Antonella, in mezzo alla natura più che mai, in mezzo agli animali, perché abbiamo cani, abbiamo dei cavalli, abbiamo dei muli, abbiamo dei pony, insomma c'è di tutto. Siamo fermi qui in questa azienda agricola perché, come dicevamo prima, questa è una zona proprio stanziale per questi prodotti. Sì, è una zona ricca di aziende agricole con varie produzioni e fra queste c'è anche un caseificio che fa prodotti caseari di vario tipo, anche molto particolari, molto interessanti. Ecco, quindi abbiamo dato in questa nostra puntata, abbiamo dato delle idee, insomma non solo ombrellone, parole crociate, esatto. E sole e salvagente e una bella nuotata, ma fatevi un giro attraverso queste località, vi abbiamo dato alcuni consigli, oasi naturalistica, e qui poi venite a concludere magari acquistando del buon formaggio, dei buoni prodotti naturali. Grazie Antonella per essere stata con noi quest'oggi, alla prossima volta alla scoperta di altre zone. Senz'altro.